Adesso abbiamo l'onore di ospitare un vero paladino della cultura siciliana, un uomo che ha fatto della difesa della nostra identità linguistica una missione di vita. Marco Lodico, che è vicepresidente dell'Accademia della Lingua Siciliana e presidente dell'associazione Siculomania, che tra l'altro ha sponsorizzato anche questa nostra celebrazione. Marco è da anni una delle voci più autorevoli nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio linguistico e culturale. Appassionato, studioso, instancabile, nonostante anche lui abbia tra l'altro anche un altro lavoro perché lui è veterinario, instancabile divulgatore, ha dedicato la sua vita a custodire, tramandare l'usiciliano come vera e propria lingua ricca di storia, poesia e identità. Un tesoro che oggi rischia di scomparire, soffocato dall'omologazione culturale, dall'indifferenza e dalla sempre più incombente ed ingombrante globalizzazione. Il suo intervento dal titolo Vulnerabilità della lingua siciliana ci porterà a riflettere su un'emergenza culturale che riguarda tutti noi, perché quando muore una lingua non scompaiono semplicemente parole, ma un intero modo di vedere il mondo, una saggezza antica e anche, come direbbe Ignazio Buttitta, l'anima stessa di un popolo. Intanto volevo ringraziare intanto sinceramente l'amministrazione comunale da parte di Siciliani Liberi, dell'Associazione Culturale Siculomania, che rappresento, e anche dell'Accademia della Lingua Siciliana, in quanto abbiamo organizzato questo evento. E in particolare voglio ringraziare l'assessore alla cultura Nicola Di Vincenzo, che veramente stoicamente è stato presente e preziosissimo per l'organizzazione, ma ringrazio anche la cittadina proprio di Camastra che ci ha ospitato. Allora, io normalmente mi preparo un discorso e poi devio totalmente, perché gli eventi e le relazioni mi sollecitano delle cose per cui spesso poi non so dove vado mi metto i bastoni fra le ruote da solo. Oggi mi è capitato un mio vecchio post dove ogni tanto metto delle frasi che mi ricordano e mi sono, diciamo, delle frasi per me guida. A volte sono citazioni, a volte non ricordo neanche se sono frasi che ho scritto io stesso. Oggi mi è venuta come frase: conoscere viene sempre prima di scegliere. È ovvio che tu non puoi scegliere in maniera oggettiva se tu non conosci una cosa. Spesso, non conoscendo, ci fidiamo di quello che vediamo, che sembra a tutti essere la cosa più corretta, perché la massa fa così, dice, si vede che è così che si deve fare. Se invece uno conosce approfonditamente una determinata cosa, capisce che può scegliere se realmente la cosa che viene proposta è reale, oppure se c'è un'alternativa o se ci sono varie alternative. Quindi l'architetto Nunzia oggi ha detto, dice, molto spesso i camastrensi, anzi molti camastrensi non conoscono la storia di Camastra, non conoscono Camastra, ma la stessa cosa possiamo dire: i siciliani non conoscono la Sicilia, sono i primi a non conoscere il valore assoluto che questa terra ha, e nella sua terra, nella sua lingua, nella sua storia, nelle sue tradizioni. Cioè questa è una terra unica e magica, viene chiamata terra del mito. Molto spesso ci dicono: voi siciliani, poi come il Gattopardo dicono: voi vi sentite dei in terra. La Sicilia è realmente un'unicità, e se uno la conosce non può che fare che oggettivamente, e sono dati di fatto. Io ho scoperto di essere siciliano a 25 anni, 22, 23 anni, quando ho vissuto a Perugia per tanti anni. Ho vissuto benissimo, ho conosciuto gente bellissima, però ho capito che non ero parte di quello che vivevo, cioè quella cultura. E ieri, le relazioni che ci sono state ieri sono state bellissime, perché mi hanno fatto riflettere a tante cose. Max con il suo libro Haiku, cioè uno conosce una cosa che io non conoscevo, l'esistenza di questo tipo di poesia, di questo tipo di arte, gli haiku. E capisci tu che sia la terra e la lingua sono due elementi identitari imprescindibili. Si dice radici, cioè tu metti radici nella terra, cioè quella terra è quello che ti dà il nutrimento, e ogni terra ha delle sue
peculiarità. Ogni giorno noi quando ci svegliamo, apriamo la finestra, abbiamo un panorama che ci accompagna per tutta la vita, tutti i giorni, quando noi ci svegliamo, quando noi usciamo, incontriamo determinate persone, vediamo determinati paesaggi, sono quelli unici, solo per noi. Ieri nella discussione io sono intervenuto dicendo che per esempio le caseine fatte le caseine che hanno la Cinisare o le Modicane sono state scientificamente dimostrate essere diverse, così come saranno diverse quelle di altre razze e di altre, cioè ogni razza si è radicata in quel territorio, ogni specie si è radicata in quel territorio e ha un motivo di esistere in quel territorio e quel territorio la valorizza. Quindi non è che noi siamo meglio di altri, noi siamo quello che ci appartiene in questo territorio, quindi i vitigni, le cultivar locali, se sono state qua e sono presenti solo qua, hanno un motivo, è tutto in relazione alla nostra identità, quindi noi siamo abituati a vedere, a sentire dei profumi, siamo talmente diciamo animaleschi in questo. La mia famiglia ha sempre venduto pelli, dal mio bisnonno mio nonno, i miei genitori. Io sono stato, diciamo, il primo a uscire fuori dall'ambito, e noi per tantissimi decenni abbiamo vissuto, avevamo un negozio, e io ora dopo tanti anni torno in quel negozio che ora è di una banca, io entro al bancomat, io sento l'odore delle pelli quando c'erano, gli altri non lo sentono, ma io entrando sento quell'odore, cioè quindi significa che quel posto ha un legame con me che è solo mio, o solo di chi l'ha vissuto, quindi la terra che ti vogliono togliere o la lingua che ti vogliono togliere sono elementi identitari. Perché il mondo globale vuole eliminare questi elementi identitari? Proprio perché devono omogenizzare ed evitare che ci siano delle diversità. Perché ogni diversità rivendica la propria esistenza, cioè tu come essere vivente cerchi di difendere te stesso. Se non conosci chi sei, non hai nulla da difendere. Quindi perché tutti i regimi si occupano di togliere le terre ai legittimi proprietari, le proprietà ai legittimi proprietari, e la lingua impongono una nuova lingua, perché lingua e territorio sono le radici di quel popolo e di quell'etnia. In Donbass ci sono altri interessi, ma i motivi che scatenano la guerra fra Russia e Ucraina nel Donbass sono motivi linguistici. L'Ucraina vuole imporre che si debba parlare l'Ucraina e non debbano i russofoni che sono prevalenti là parlare in russo, i catalani non dovevano parlare in catalano, c'erano delle leggi precise. In Sudafrica, io non sapevo, per esempio, ero ignorante in questo, apartheid pensavo fosse un termine inglese, in realtà no, è un termine sudafricano che significa segregazione. La lingua che si parlava in Sudafrica era l'Afrikaans, cioè dei coloni olandesi che vivevano là, e imponevano, c'erano invece 11 lingue locali, imponevano l'Afrikaans e loro non dovevano parlare nelle lingue indigene. Quindi se c'è una necessità di imporre, l'autorità di imporre che una lingua non debba essere parlata, che un territorio debba cambiare le sue radici, un motivo c'è. E questo è probabilmente quello che abbiamo discusso in questi 2 giorni, stiamo discutendo in questi 2 giorni, è questo. Passando all'argomento, sperando che non devio in altre situazioni, vi parlo dell'Accademia della Lingua Siciliana per capire ma che senso ha nel 2025 parlare ancora di lingua siciliana quando ormai già l'inglese comincia a essere superato dal cinese come lingua del futuro. Perché dovremmo? Diciamo, cerco di spiegarlo attraverso la storia di questa organizzazione della quale faccio parte. L'Accademia della Lingua Siciliana nasce nel 17 febbraio 2017 dall'esigenza sui social di un gruppo che si era formato sui social che dibatteva su come doveva essere scritta una cosa rispetto in siciliano, ovviamente nel registro siciliano. Si incontrano, decidono di incontrarsi a Caltanissetta il 17 febbraio 2017, quindi diciamo che l'embrione di quello che poi divenne l'Accademia della Lingua Siciliana nasce il 17 febbraio 2017. Poi c'è un errore, ho sbagliato, ho scritto 21 gennaio, la data fondativa dove viene presentato logo e statuto, invece il 17 gennaio 2017.
2018. Ma perché queste due date? Sono date simbolo perché nel 21 febbraio del 2000, dopo che l'UNESCO aveva iniziato a pensare a istituire una giornata nel 1999, istituisce la prima edizione della Giornata internazionale della lingua madre. Questo in ricordo delle vittime del 21 febbraio del 1952 di studenti universitari che in Bangladesh si mettono a protestare per difendere, perché volevano che il bengalese venisse parlato da loro che vivevano in quel territorio. Il Bangladesh all'epoca era parte del Pakistan. Il Pakistan imponeva che loro non dovessero parlare in bengalese, quindi loro manifestano pacificamente. Purtroppo viene repressa la manifestazione e muoiono dei ragazzi per avere manifestato. E quindi in ricordo di quella nasce la giornata internazionale della lingua madre. Altra data fondamentale, che poi è stata quella dove simbolicamente abbiamo a Palazzo Reale, sede appunto di dove idealmente nasce la scuola poetica siciliana, abbiamo invece fatto l'inaugurazione della nostra associazione. Il 17 gennaio è fra l'altro la data che è stata scelta dalle istituzioni delle Unioni Nazionali delle Pro Loco come giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali. Quindi abbiamo scelto questa come data, perché io faccio sempre voli pindarici. Dice storia di internet, stiamo parlando di lingua siciliana e parliamo di storia di internet. Dice, ma per quale motivo? Allora, nel 1960 il Ministero della Difesa USA decide di lavorare ad un progetto che poi darà vita a quello che oggi è internet. All'epoca era solo un'idea progettuale. Nel 1965 invece in Italia Olivetti lancia il primo, quello che viene oggi chiamato il primo PC per come lo conosciamo adesso, quindi che entra nelle case. Quindi c'erano altri calcolatori, ma erano situazioni enormi che stavano in certe istituzioni, ma il primo PC che entra nelle case è l'Olivetti Programma 101. Ne vengono venduti 44.000 esemplari, alcuni di questi acquistati dalla NASA. Nel 1967, quel 60, loro pensavano a come riuscire a fare una rete di comunicazione. Grazie anche al fatto che c'era questo PC, cominciano a nascere il progetto ARPANET, che è, diciamo, il precursore di internet. Nel 1969 i primi 2 PC parlano fra di loro. Nel 1971 23 PC riescono a essere messi in rete. Nel 79 nell'Università della California cominciano gli studenti a pensare di mettere in rete e creare i primi forum. Quindi si scambiavano informazioni all'interno dell'università, visto che questi computer cominciavano ad avere queste caratteristiche, a istituire questi forum per dialogare. Nel 1980 c'è il primo hackeraggio, cioè la prima volta che questi sistemi che cominciavano a essere in vita subiscono un blocco perché vanno in tilt e vengono bloccati. Nel 1983 in Italia comincia a essere presente il primo sito internet, che è quello del Centro Nazionale di Ricerca. Nel 1985 nascono i domini .it per l'Italia, .fr per la Francia, eccetera, eccetera. Nel 1987 ancora sono 10.000 i computer in rete, 10.000 nel 1987. Nel 91 inizia la sigla www, quella che sono, diciamo, la sigla che per noi oggi è scontata come. Nel 96 10 milioni di computer sono in rete, fino ad arrivare ai 5 miliardi del 2021. Quindi, diciamo, ieri, cioè noi internet oggi quasi non ne possiamo fare a meno. Da me all'ASP si è bloccato per un hackeraggio dall'ASP il servizio di PC e di computer per un mese, cioè noi per un mese non abbiamo potuto erogare il servizio perché non hanno pensato un'alternativa per determinati servizi se non quello internet. Quindi per un mese si è bloccata l'ASP di Palermo, almeno il mio reparto. Quindi internet oggi è pervasivo e chiunque lo è scontato, ma in realtà, se andiamo dopo, il mondo social e il mondo internet, Google nasce nel 98, Facebook 2004,
2006 Twitter, quindi diciamo i social sono 20 anni fa, cioè né più né meno, quindi per noi sono da sempre, in realtà sono da sempre per quelli nati dagli anni 80. Noi abbiamo un prima, le nostre generazioni, forse già lui no o loro no, ma noi abbiamo un prima, assenza totale dell'idea di internet, a un dopo. Loro hanno solo la visione del mondo con internet e la comunicazione. Quindi dice, ma perché questo, tutta questa cosa, parliamo di questo? Perché questa esigenza, questo gruppo che si relaziona è perché aveva un problema. Cioè, ora attraverso i messaggi, WhatsApp, SMS, internet, siamo portati a scrivere ciò che noi parliamo, il nostro registro linguistico parlato, e noi inevitabilmente, ognuno per la sua nazione, per il suo stato, dovunque lui viva, intercala le frasi classiche in lingua siciliana o chi in altre lingue, però non siamo capaci di scriverlo. Cioè, se noi ci poniamo il problema, prendiamo una frase o il nostro parlato in siciliano con un amico quando ci incontriamo al bar, ma se lo vogliamo scrivere, non lo sappiamo scrivere. Vi invito a fare la prova, o perlomeno lo sappiamo scrivere, ma non lo scriviamo correttamente. Se poi andate a rileggerlo o un altro lo legge, non capisce quello che hai scritto. Quindi i social nascono, c'è questo problema, tu istintivamente vuoi scrivere una cosa, ma la scrivi a modo tuo, per cui Mini Vaio, a qualcuno scrive Minni Vaio, ma Minni è un'altra cosa in siciliano, non è me ne vado. Quindi ci sono modi di scrivere che non corrispondono. La fidanzata di Topolino. Quindi c'è questo problema, tu scrivi convinto di avere scritto quello che è, ma in realtà chi legge dice, ma chi vuole dire questo? Quindi si trovavano degli strafalcioni. Allora nascono questi gruppi dove c'era il colto che dice non si scrive così, si scrive colà. Allora l'altro, più colto dell'altro, dice ma quando mai si scrive così, non si scrive colà. Allora ci siamo riuniti a Caltanissetta in 60 per creare un gruppo che potesse, diciamo, mettere d'accordo con piccole regole, qualche regola. E che in quella sede furono mise almeno 6 regole che tutti si erano impegnati a rispettare, che poi erano le regole che si trovavano negli scritti storici in lingua siciliana. Quindi si mettono d'accordo e già cominciano a scrivere fra di loro con minimo di coordinamento. Allora, perché dico oggi noi dovremmo andare a salvaguardare, a parlare di lingua siciliana, o pensare che la lingua sia una cosa importante nella nostra vita, nella nostra identità, ovviamente per il siciliano, per altre lingue. Perché la lingua ha una sua vita. L'UNESCO, che definisce il siciliano una lingua e non un dialetto, a ogni tot periodo definisce una salubrità, cioè va a verificare le caratteristiche vitali di quella lingua. E nel 2003 l'elenco è lingue estinte, quelle di primo grado erano quelle lingue estinte, cioè sono quelle che ormai, tranne quelle antiche, ormai non esistevano più parlanti, quindi non parla più nessuno. Fino all'ultima, il grado 6, erano quelle lingue perfettamente in vita, dove chiunque la parla e la tramanda alle generazioni successive. Il siciliano nel 2003 era fra le lingue in vita, in salute, che venivano tramandate regolarmente da padre in figlio. Nel 2009 invece il siciliano cambia un po' il sistema di definire, diciamo, la qualità di una lingua. Nel 2009 da lingua in salute, che era nel 2003, passa a vulnerabile, cioè significa che già non tutti in quell'area geografica tramandano ai propri figli quella lingua, quindi significa che già perdi tanti parlanti. Sappiate che tutte le lingue che dalla salute passano a vulnerabile e ai gradi successivi inesorabilmente sempre arrivano all'estinzione. Quindi il fatto che il siciliano già dal 2003 al 2009 ha saltato un gradino significa che si sta ancora non lo percepiamo, ma in una fase in cui si rischia l'estinzione di quella lingua. Quindi dico, ma alla fine se si estingue che ci serve? Mica io vado all'università, mi serve o non mi serve? Andando alla scuola, perché dovremmo salvaguardare una lingua? Intanto perché il bilinguismo ha un vantaggio, ha dei vantaggi
importantissimi. Il primo è quello che favorisce l'apprendimento, favorisce l'apprendimento di altre lingue, cioè è dimostrato che chi nasce conoscendo 2 lingue è più facilmente portato a impararne una terza, una quarta, eccetera. Questo è semplicemente giustificato dal fatto che se una persona sin da subito sa che una determinata cosa può essere declinata con termini diversi, con espressioni diverse, è aperto al fatto che ce ne possa essere un quarto, una quinta, quindi più facilmente è portato ad apprendere un'altra lingua perché più facilmente sa che si deve adattare nel posto dove si trova e quindi a parlare. Altro vantaggio è che è stato dimostrato che chi conosce 2 o più lingue ha dei vantaggi cognitivi, cioè chi parla più lingue da un punto di vista della brillantezza della propria capacità intellettuale ha una marcia in più, è stato dimostrato scientificamente. Ultima cosa, che per qualcuno può anche essere non utile, è che tutela un patrimonio culturale inestimabile, cioè ogni lingua racconta quel popolo, perché l'architetto diceva a Camastra si dice una cosa, a Delia un'altra, perché sicuramente la lingua è un modo che si sposa col territorio, con le persone di quel territorio e quindi con le realtà che vive quel territorio, con quella storia di quel territorio. Quindi cancellare quella lingua significa cancellare la storia di quel popolo. Alcuni linguisti dicono che se succedesse un cataclisma e tutti i libri del mondo sparissero, ma rimanessero le lingue, attraverso le lingue si riuscirebbe a scoprire, a ripercorrere a grandi linee la storia di quel popolo e di quel posto, proprio perché inevitabilmente quelle parole, quelle espressioni sono legate strettamente a quel territorio perché c'è un motivo storico. L'architetto che si è posto il problema dov'è il castello attraverso la toponomastica, attraverso il nome, ha intuito probabilmente che il castello si doveva trovare lì, ma solo da un dato linguistico tramandato è riuscita, magari non lo sarà, però attraverso questo studio ha trovato delle connessioni che le hanno fatto pensare che fosse lì. Quindi la lingua è importante per quel territorio perché ci fa capire le cose che sono accadute in quel territorio, così come i nomi delle persone hanno un loro motivo di esistere. Gli Stati Uniti d'America possono essere considerati uno Stato, cioè un'unione di Stati, ma hanno un'unità linguistica. Gli Stati Uniti d'Europa, che vogliamo tutti, non hanno una stessa lingua ed è per questo che è difficile che l'idea di Europa sia parte perché c'è un elemento linguistico, non solo linguistico, storico, di tradizioni, completamente diverse, c'è un patrimonio completamente eterogeneo e dove la lingua è l'elemento unificante importantissimo. I vantaggi... Abbiamo 13 dominazioni, abbiamo influenza di tutte le lingue, spagnolo... E infatti il cervello del siciliano gira abbastanza perché ha tante cose, gira abbastanza. Anche per questi motivi, come diceva, avendo più lingue in sé, gira molto di più il cervello. Purtroppo lo facciamo girare in una direzione che non è a nostro vantaggio, ma gira molto il cervello del siciliano. Vantaggi del bilinguismo, quindi è importante che ve li elenco perché per capire, e a prescindere da quale lingua, non è che dice che sono 2 lingue più, il francese e lo spagnolo li consideriamo più importanti o più affascinanti, ha un vantaggio superiore rispetto a queste cose che scientificamente sono state dimostrate. Il bilinguista come effetti positivi ha che ha un modo creativo e più flessibile di pensare, ha una maggiore capacità di analisi e di risolvere i problemi, i risultati scolastici sono migliori, la maggiore facilità a comprendere una terza e quarta lingua, come dicevo prima, maggiore piacere nel leggere e nello scrivere, maggiore facilità nell'interpretazione perché è più curioso, chi sa che esistono 2 cose vuole sapere la terza, la quarta, dice ma me la devo perdere. Maggiore consapevolezza e rispetto delle culture, delle diversità culturali degli altri. Se io conosco la mia cultura e voglio che venga valorizzata, non venga calpestata, ho il rispetto anche dell'altro, perché sapendo dell'importanza che ha per me, non mi permetto di offendere quella altrui. Quando invece siamo tutti omologati, chi è l'eccezione viene additato come il diverso, come l'estraneo che deve essere
espulso ed emarginato, ma l'emarginazione non porta mai cose positive. Maggiore autostima, maggiore sicurezza nei rapporti sociali, maggiore abilità nei rapporti interpersonali, maggiore flessibilità, adattabilità ai nuovi contesti e situazioni, migliore prospettive di lavoro e di soddisfazione economica, mobilità delle persone da un paese all'altro, perché appunto avendo più capacità di intraprendere più facilmente si adatta alle nuove situazioni, e è stato dimostrato che tutti coloro dove vige il bilinguismo, l'Alzheimer e le capacità di ritardo cognitivo sono ritardate in tutti quei paesi o quelle persone dove si parlano più di una lingua. Quindi questo è stato dimostrato scientificamente con dati di fatto. Dicevamo che oltre il vantaggio del bilinguismo per le diversità, cioè diciamo per i valori che abbiamo detto, c'è anche un valore culturale di quella lingua. E io vi invito a vedere, guardate, l'Eneide, che abbiamo studiato tutti, o comunque se non l'abbiamo studiata ne abbiamo sentito, Eneide, Odissea, Iliade, Divina Commedia, la Gerusalemme liberata, 9.896 versi. L'Odissea 12.007 versi, l'Iliade 15.693 versi, la Divina Commedia sono capolavori dell'umanità riconosciuti in tutto il mondo, 14.233 versi, la Gerusalemme liberata 15.336, poi esiste la Sicilia liberata, nessuno di noi, sfido chiunque a conoscere questo, che non lo conoscevo io fino all'anno scorso, la Sicilia liberata 30.000 versi di fedele Giuseppe Vitale, 30.000 versi caratterizzati da questo, cioè è un poema eroico in 5 volumi, sono 30.000 versi endecasillabi, in ottave con rime alternate nei primi 6 versi e rima baciata negli ultimi 2, quindi questa AB, 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 CC, quindi sfido chiunque a fare ottave endecasillabi con queste rime, cioè è un lavoro intellettuale immenso, 30.000 rispetto ai colossi della letteratura che conosciamo tutti e conoscono in tutto il mondo, 30.000 versi. È stato stampato nel 1815, postumo rispetto alla vita di Giuseppe Fedele Vitale, che era un presbitero, un medico, un letterato, che rimase cieco all'età di 38 anni e che poi il poema racconta l'epopea della liberazione dei siciliani dagli arabi, operata dai cavalieri guidati dal gran conte Ruggero I d'Altavilla, e in tutto il testo ci sono dei riferimenti storici, cioè era un intellettuale di una capacità e di una conoscenza e di una cultura impressionante. Se noi leggete, che nessuno conosce, cioè manca a Gangi dove è nato lui, forse c'è la via, forse, però non lo valorizzano per il monumento letterario di cui è portatore, cioè è morto poi, le cronache dicono suicida, ma essendo un prete, diciamo, è difficile ipotizzare che realmente sia suicida. C'è stato un documentario d'inchiesta fatto in Inghilterra, mi pare, dove hanno studiato questo, e sembra invece che non sia reale il suicidio, ma ci sono molti elementi per pensare che sia stato, perché intellettualmente era una persona di un certo tipo, che sia stato suicidato come tanti suicidati ci sono fino ai giorni nostri. Quindi sarebbe un peccato mortale perdere un patrimonio letterario, e fra l'altro il patrimonio letterario siciliano è il più vasto, cioè fra i più vasti di tutte le altre lingue del mondo, con una continuità plurisecolare costante, cioè noi abbiamo dei patrimoni letterari sconosciuti, immensi, quindi significa perdere un patrimonio culturale, perdere la lingua e quindi non poterlo più leggere e capire, è una perdita culturale pazzesca, cioè è un crimine contro l'umanità. Dicevo prima che da una lingua è importante perché quella lingua, quelle parole rappresentano la storia di quel luogo, e per fare questo esempio faccio sempre un esempio che fa il professore Fonso, che è il presidente,
che dice che l'eschimese ha decine di modi di esprimere la neve e il ghiaccio, cioè esistono decine di termini per definire neve e ghiaccio. Là ovviamente gli eschimesi vivono nella neve e nel ghiaccio e quindi hanno imparato a declinare vari tipi di ghiaccio e vari tipi di neve. Per loro è fondamentale sopravvivere lì, perché capendo qual è il tipo di neve a cui si trovano di fronte è fondamentale per motivi di sicurezza, per motivi climatici, perché aspettano che ci siano si verifichino degli eventi o altri. Se noi perdessimo l'eschimese, perderemmo questo patrimonio di esperienza e di conoscenza che solo quel popolo che è vissuto lì ha acquisito. Quindi è un altro crimine nei confronti dell'umanità. Andando alla prossima, dice: ma salvaguardare, dice, sì, è bello, dovremmo salvaguardare tante cose, dovremmo salvaguardare beni culturali. Dice, ma come facciamo? Ognuno nel nostro piccolo lo può fare. Intanto il singolo informandosi. Cominciare a informare significa che io prendo consapevolezza che è una cosa giusta. Cioè, al mio nipotino non gli dirò non parlare male, perché parlare in siciliano è parlare scarso, perché non è una lingua scarsa quella siciliana, è una lingua che ha un grandissimo valore, e quindi se io so che ha un grandissimo valore è giusto che il mio nipotino sappia parlare come parlava mio nonno o come parlava mio padre. Altre cose le possono fare invece le istituzioni, che sono poi l'elemento fondamentale per riuscire a salvaguardare una lingua. Tutte le lingue nel mondo che sono state recuperate e quindi hanno fatto il salto indietro da vulnerabili o da gradi inferiori prima dell'estinzione e sono ritornati a lingua in salute, lo hanno fatto attraverso piani linguistici che sono stati fatti grazie a normative legislative o impegni politici. Ogni comune, questi sono 3 comuni, magari spererei che, chissà, magari domani troviamo pure in questo elenco Camastra. Questi, nei comuni a costo zero, io vi invito l'assessore, nel proprio statuto Vivona, Caltagirone e Gran Michele hanno voluto inserire questa valorizzazione, e questa valorizzazione significa che un giorno l'anno decidono di fare una giornata come questa, di dedicarla alla lingua siciliana, magari alle tradizioni linguistiche di Camastra, metterli in rapporto a quelle, cioè è a costo zero, ma è un modo per una volta l'anno ricordarci chi siamo, perché chi conosce, sempre per ritornare all'indietro, conosce viene sempre prima di scegliere. Io, se conosco il mio passato, posso voler essere come ero, posso decidere di essere come sono, oppure posso decidere di essere diversa nel futuro, diversa da come ero e da come sono. Se non conosco, sono trascinato dagli eventi. Ora vi faccio vedere 2 brevissimi video. Sono 2 brevissimi video, uno dove ci sono delle studentesse tunisine che parlano in siciliano, perché a Tunisi esiste la prima cattedra universitaria di lingua e letteratura siciliana, così come la seconda cattedra di lingua e cultura siciliana invece si trova negli Stati Uniti. La stessa cattedra è stata richiesta di essere attivata in Sicilia, ma in Sicilia non si può attivare perché il siciliano è una lingua scarsa. Mentre all'estero la scelgono come lingua i tunisini, fra le varie offerte culturali che da loro scelgono, e ci sono queste ragazze che vi faccio vedere parlano in siciliano. Prima di farvelo vedere, dico, noi avevamo l'anno scorso organizzato un corso online di introduzione alla lingua siciliana online, quindi, e abbiamo pensato che potesse essere fatto da una cinquantina di persone questo corso di introduzione online. Dico, una cinquantina di persone riusciamo a gestirle, magari anche facendo qualche domanda virtuale dal pubblico. Quindi abbiamo messo un post pensavamo di avere successo, perché sappiamo che la curiosità è grandissima sul siciliano e sulla lingua siciliana, per anche il seguito delle pagine, dei solleciti di mail che arrivano sono tantissimi. Noi abbiamo messo il post e sono arrivate centinaia di mail, di richieste di partecipazione, che non potevamo capire chi erano i primi 50 per poter fare. Quindi abbiamo dovuto fare più corsi di introduzione perché non sapevamo. Ma non è tanto il numero che vi volevo dire, la cosa che ci ha sorpreso, che pensavamo che un siciliano potesse volere riscoprire la propria lingua e quindi magari volesse
partecipare, o che magari un figlio di un immigrante o uno che è migrato fuori, cioè, è l'unica occasione per risentire il siciliano e magari partecipasse, o qualche figlio di immigrati all'estero potessero partecipare. Noi hanno chiamato, cioè hanno partecipato dal Brasile, dall'Australia, dall'America, persone che non hanno nessun legame assolutamente e sono stati fra i più attivi e più assidui frequentatori, e vengono anche ai vari convegni che noi facciamo online diverse volte. Quindi siamo rimasti stupiti dell'interesse che altre persone hanno per il siciliano, perché hanno il mito della Sicilia, perché la studiano loro, noi non la studiamo, e quindi sono incuriositi e interessati. Amanda Pascali è una ragazza che è conosciutissima nel mondo nella musica country, è venuta un anno qui perché i genitori suoi sono musicisti, quindi lei ha sempre vissuto in un ambiente musicale, quindi ha conosciuto musicalità diverse, cose innovative. Ha sentito Rosa Balistreri, si è incuriosita a Rosa Balistreri, è venuta un anno con un progetto, ha vissuto un anno qui per imparare Rosa Balistreri e tradurla stiamo parlando di una cantante famosissima nel suo paese, cioè una persona diciamo di un certo tipo. E la cosa che ha detto, quando io sono venuto in Sicilia all'inizio mi sembravano tutti pazzi, perché io dicevo ma che come vivono questi? Quando se n'è andata ha detto mi sa che i pazzi sono tutti quelli del resto del mondo a vivere in maniera diversa. Quindi chi viene da fuori vede cose che io, che ho vissuto fuori, vedo il valore che abbiamo, l'ho conosciuto il valore solo vivendone fuori. Vediamo questo brevi video di vi leggo pure di Piace, può presentare in siciliano. Io ho scelto lo siciliano perché a me piace l'accento e sia la cultura siciliana. La mia famiglia è composta di 5 persone, io, mia madre e miei due fratelli. Ho scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me uno studente che studia la lingua italiana deve sapere almeno uno dei dialetti. La mia famiglia è composta da mia madre, mio gatto, mio cane. Sono la figlia unica, non ho le frati né solo. A me mi piace assai parlare siciliano e come io ho tanti amici siciliani voglio imparare la sua lingua per parlare fluidi. Ho scelto di imparare la lingua siciliana perché è una nuova lingua bella, mi piace pure la cultura siciliana. Vediamo subito l'altro, che è ancora molto più breve, che è di Mosley, che è il... Professor Mosley, la vasta produzione letteraria in lingua siciliana, i libri di grammatica, non sono sufficienti a conferire lo status di lingua del siciliano? È una domanda che ci viene posta da Francesca Gaviotto. Delia, ti chiedo se puoi tradurre questa domanda al professor Mosley. Grazie. Professor Mosley, potete lasciare la domanda? The vast literary production in Sicilian language and the grammar books, are those not sufficient enough to give the status of language to the Sicilian? I would say yes, it is enough. But, Direi di sì, sarebbe sufficiente. yeah, but it needs to be recognized as such by the Parliament and government. Ma deve essere riconosciuto come tale dal governo e Parlamento. Quindi cioè il fatto che esista una grammatica, esista una letteratura, esista un parlato, è inevitabile che si possa definire lingua. Cioè, lo dice uno dei più grandi linguisti d'Europa. Ma se lo Stato non te lo riconosce, purtroppo non può evolvere questo è quello che sostiene. Che è una citazione di Mosley che dice: affinché una lingua non si estingua e riprenda vigore, occorrono essenzialmente due fattori: che ci siano atti politici e istituzionali volti alla tutela e all'uso di essa, e soprattutto che ci sia una presa di coscienza militante da parte della gente. Quindi noi possiamo essere parte militante della gente, poi l'altra parte deve fare la politica.
ognuno nel proprio ambito. Andiamo all'ultima, che sono i contatti delle nostre associazioni, sia Siculomania e Accademia della Lingua Siciliana. Credo che siamo già andati abbastanza oltre, ho cercato di essere celere, io ho chiuso così.